Profumo di derby a Rieti, appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo. Questo è il Palamalfatti, questa è Roma Pomezia, la sfida che apre la 21esima giornata della Serie A Quinto. Attenzione, seguiamo il calcio d'angolo, la chiusura della Roma, poi la ripartenza con Isgro calcia, Moliterno in corner. Attenzione a Michele che recupera il pallone davanti a Moliterno, preferisce l'assist per Cutrupi, salvataggio miracoloso di Michelangelo. È partito Lusnig, testa di Michele, Avellino, Michele a spazio, calcia anche a lui. C'è il tocco di Moliterno, Matteus destro al volo, grande parata di Ciaralli. Prima Moliterno, poi Matteus. Altro tiro da fuori, altra parata di Ciaralli che dice di no anche a Lara. Cutruneo fermato, attenzione Lara davanti a Ciaralli, non trova la porta. Michelangelo, Moliterno con i piedi, lancio che diventa un tiro, traversa, lettura errata di Ciaralli. Isgro vuole puntare, finte, doppio passo, Isgro in mezzo, bravissimo Moliterno con la mano, ancora Roma. Lotta Cutrupi, confusione Michel, fermato da Matteus, poi ancora Michel sul palo. Tocco per Raubo che perde il pallone, poi Michel per Biscossi, cambio di lato, Avellino rientra, calcia e sblocca il match, è avanti la Roma 1-0, firmato Luciano Avellino. Con Avellino, l'uomo che va a battere tutte le palle inattive. Cutrupi va, gira al volo, deviato leggermente, pallone in porta, raddoppio giallo-rosso, 2-0, 1-2, terrificante. Tiaghigno pronto a toccare per Matteus, il destro di Matteus, palo, vediamo se punta questa volta. Isgro calcia, deviazione, palo. Ha chiesto un po' troppo al suo destro Matteo Biscossi, comunque bravo in questa circostanza. Dudu da lontano, Ciaralli non trattiene e allora il tap-in comodo di Raubo che porta la Fortitudo sul -1. Fischietto in bocca, si riparte, Raubo per Tiaghigno, subito aggredito da Fortino che recupera ma lo fa con il fallo. Matteus potente, pallone in porta, ha toccato Fionchetti e quindi il gol è buono, 2-2, parità ristabilita. Può puntare il numero 7, preferisce lo scarico verso Avellino che va da Fortino, Fortino calcia, Moliterno si oppone, Fortino tocco di ritorno, Raubo con il fallo e il giallo, secondo giallo per Raubo. Inferiorità numerica per la Fortitudo, se n'è andato il primo minuto di superiorità numerica per la Roma che insiste con Michele, Cutrupi salva sulla linea, torna ad attaccare la Roma, Cutrupi, Fortino, Cutrupi, Avellino, Michel con il destro, la rete del numero 11, torna avanti la Roma che sfrutta la superiorità numerica, 3-2. Michelangelo vuole l'isolamento, vuole sfidare Avellino, Michelangelo, il destro, Fionchetti in fallo laterale. Cutrupi in mezzo, Matteus recupera e riparte, Dudu prova a distendersi, trova Matteus davanti a Ciaralli che qui chiude alla grande lo specchio nel tentativo di fare un po' il Raubo della situazione. Espulso il numero 7, attenzione adesso Cutruneo, para Moliterno, poi Isgro, Dudu rischia, perde il pallone, Cutruneo suolata per Fortino che va da Avellino che esalta i riflessi di Moliterno, lascia ovviamente ad Avellino che scambia con Fortino, Avellino, Cutruneo
ha perso l'attimo per cercare la porta, pallone buona per Avellino, parata di Moliterno e poi Fortino con la porta vuota, non può davvero fallire l'appuntamento con il gol, il poker giallo-rosso, 4-2 a metà della ripresa. Matteus per Lusnig in mezzo, Tiaghigno con la porta vuota, calcia incredibilmente alto, chance enorme per la Fortitudo, si resta sul +2 Roma. Lara salva Ciaralli sul destro di Lara. Matteus, Dudu con il destro, Ciaralli non trattiene, poi riesce a bloccare la sfera e cerca anche gloria personale. Lara e poi di nuovo Matteus, Lusnig per Tiaghigno, a terra si prosegue, Di Eugenio cerca la porta, pallone sul palo, deve fare in fretta Dudu, poi Lusnig non trova la deviazione vincente, Ciaralli con le mani, forse l'ha toccata Matteus, è quello che chiedono i giocatori della Roma. E gol, ha toccato Matteus e allora arriva il gol che chiude i giochi, rivediamo. Arriva adesso la sirena, vince la Roma che batte 5-2 la Fortitudo Pomezia e torna al successo in campionato dopo 4 KO consecutivi, riscattando anche la sconfitta dell'andata.